Si ripresentano dietro l'Autostar dopo la partenza richiamata i 9 protagonisti. Ripetiamo lo schieramento: 2 Shark Attack, 3 Angelica, 4 Senna Trio, 5 Zuelgal, 6 Zanna Bianca Bassi, in seconda fila 7 Vin Rose, 8 Anvedi Jet, 9 Thomas Daghi, 10 Tudor Danny Griff. Stacco della macchina, l'errore di Zuelgal, poi vediamo il 6 di Zanna Bianca Bass che vuole convergere, cerca però di rientrargli Senna Trio. Ora Zanna Bianca Bass, causa la rottura, non è riuscita a convergere prima, e quindi ne ha approfittato Marco Stefani per rimanere al comando col figlio di Snappy Trio, che percorre 14,9 i primi 200 metri. Intanto vediamo sempre scarrerante di galoppo Zuelgal, si muovono all'esterno, è rimasto il 6. Intanto viene deciso il numero 8 di Anvedi Jet, che si lancia in avanti con Maurizio Cheli e va direttamente a contatto del battistrada. Poi si formano più pariglie. Tanto arriviamo al paletto dei 600 metri in 45,6. Passaggio davanti alle tribune, Anvedi Jet all'esterno di Senna Trio. Poi vediamo di fuori ancora Zanna Bianca Bass, il 3 di Angelica, e poi Thomas Daghi, mentre lungo la corda è sempre Shark Attack. Terza ruota da parte di Angelica, la cui schiena viene presa da Thomas Daghi per scavalcare la calante Zanna Bianca Bass. Intanto prosegue il duello in avanti tra Senna Trio e Anvedi Jet. Si lancia in terza ruota Thomas Daghi, chilometro in 1:15,9. Retta di là con Senna Trio che ha arginato l'attacco di Anvedi Jet. Ora si propone in terza ruota Thomas Daghi. Siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione. Vediamo filtrare all'interno anche il 2 di Shark Attack, in vantaggio sempre Senna Trio. Di fuori Thomas Daghi, poi lungo la corda anche Vin Rose in terza posizione. Cavalli a poco più di 200 metri dalla conclusione, con in vantaggio sempre Marco Stefani e Senna Trio che prova la fuga. Ultimi 200 metri, Senna Trio in vantaggio, poi si lancia all'interno il numero 2 di Shark Attack, Vin Rose, ma alla fine Senna Trio viene a vincere su Shark Attack, Vin Rose, Tudor Danny Griff e Thomas Daghi. 1:15,9 la media al chilometro per Senna Trio, Marco Stefani. La scuderia Trio, ovviamente il training di Paolo Leoni e Michele Favaron, vengono a vincere in percorso di testa. All'ultima di Cesena rivediamo il replay con il figlio di Snappy Trio che viene a vincere l'ultima di Cesena. È tutto per questo sabato, l'appuntamento per martedì prossimo, ricordiamo, con inizio corse ore 20:15 per poter seguire dopo integralmente la partita Italia-Spagna, semifinale dei campionati europei.